quarta agli europei di Roma nei 10.000 metri, oro a staffetta a Venaria Reale agli europei di cross, oro nei 10 km recenti a squadre con la maglia azzurra in Belgio. Parlo di Federica Del Buono. Con la presentazione dei top runner prende il via il fine settimana della Padova Marathon, un fine settimana particolare vista la concomitanza con le esequie del Santo Padre. La maratona non si ferma però sul solco di Papa Francesco, che credeva nella speranza, dice il presidente di Assindustria Sport Roberto Gasparetto. 25esima edizione per la Padova Marathon, che vede una grossa novità nella 10 km cronometrata, una corsa non competitiva che però viene registrata dai cronografi, un'edizione che vedrà rappresentati 65 paesi del mondo, un record per la corsa podistica euganea. Lo scorso anno pensavamo di aver raggiunto un risultato insormontabile che era di 62, l'abbiamo superato. Anche in termini di presenze, di pettorali venduti tra la maratona e la mezza maratona, lo scorso anno eravamo un po' sotto i 5.000, quest'anno siamo a più di 5.500, quindi abbiamo superato anche il numero di pettorali per le parti competitive e in più abbiamo aggiunto quest'anno la grande novità della 10 cronometrata non competitiva, che ha avuto più di 1.000 iscrizioni, quindi questi sono i numeri della parte, diciamo, che si approssima di più alla parte competitiva. Poi avremo le stracittadine dove ci aspettiamo numeri enormi, 20.000 persone penso che domani saranno impegnate.